Lei si trova ai cancelli di Electrolux. Che tipo di politica industriale secondo lei sta perseguendo il governo, se ne ha una? L'ha detto lei. Qual è la politica industriale del governo? Ditemi, qualcuno ne sa qualcosa? Noi non abbiamo nessun piano industriale, non abbiamo neppure misure efficaci, concrete, come non abbiamo un piano sanitario, non abbiamo un piano per i tagli semplicemente che stanno effettuando nel mondo della scuola, dell'università, della ricerca, ed è questo un lento decadimento che viene nascosto semplicemente dai soldi del PNRR, che però adesso finiscono, e voi immaginate che prospettiva dovremo affrontare. Questo non è un problema di oggi, bisogna riconoscerlo, è un problema già di ieri, e cioè del fatto della manifattura italiana che ci sta scomparendo sotto gli occhi, e ci sta scomparendo man mano che andiamo avanti e non portiamo soluzioni. Quindi è una crisi, direi, che inizia a diventare strutturale. Qui parliamo dell'Electrolux e parliamo ovviamente di cose concrete, perché qui ci sono lavoratrici, lo vedete, lavoratori che rischiano di non portare più stipendi a casa. Ci sono famiglie che ovviamente rischiano di non avere più una prospettiva lavorativa. E attenzione, stiamo parlando di un paese oggi, in Italia, dove a differenza di anni fa con uno stipendio si poteva anche mantenere con difficoltà una famiglia. Oggi una famiglia con uno stipendio non la riesce a mantenere. Se sparisce questo stipendio noi precipitiamo nella fascia della povertà assoluta, della impossibilità di provvedere a bisogni elementari di vita. E allora qual è il tema? Non c'è una bacchetta magica, però io ho lanciato un appello che mi sembra rimasto come sempre inascoltato. Non l'ho fatto per polemica politica, ho dato un suggerimento alla luce dell'esperienza maturata come Presidente del Consiglio. Quando c'è una crisi del genere, io benissimo ho avuto ottimi ministri dello sviluppo economico che mi hanno affiancato, ma prendevo e ho chiamato di notte o di giorno, anche in reazione al fuso orario, gli amministratori delegati delle multinazionali. Però c'è stato un allora tavolo mi chiedo, l'altro giorno al Ministero su Electrolux, no? No, ma guardi, forse sto dicendo, allora sarò ancora più chiaro. Ho detto Giorgia Meloni dovrebbe chiamare l'amministratore delegato della multinazionale svedese Electrolux. Le decisioni non si prendono qui, non si prendono al Mimit, al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Lì ci si confronta con l'ampiezza della crisi, si cerca di trovare delle partnership per cercare di rimediare. Ma perché parliamo di una multinazionale? Il Presidente del Consiglio italiano non ci mette la faccia e non chiama, come fanno gli altri premier e come ho fatto io, per rivendicare che se devono tagliare in giro in Europa o nel mondo non taglino in Italia? Perché non ci mette la faccia e non tutela l'interesse nazionale e industriale? Ho fatto questo appello, Giorgia Meloni non ha risposto. Ma cos'è, un problema che non la riguarda?